È una specie di lago quello che è entrato all'interno di questa azienda che da 40 anni produce imballaggi. Il signor Franco ci sta facendo fare quello che mi viene da dire è il giro della desolazione, della devastazione. Signor Franco, pensava una roba del genere? Non avevo mai pensato a una cosa di questo genere qua. Io pensavo 10 cm di acqua, 20, perché il capannone è abbastanza altino anche rispetto in fondo, però questa rottura di un metro di acqua con tutto questo fango per terra non sapevo queste cose qua. Ecco, lei è molto preoccupato ovviamente per tutti i macchinari, per il materiale per la consegna, per... Quello là meno, il materiale da consegna, eccetera. I macchinari non possono più partire. 8 i dipendenti, un'azienda aperta dal 78, signor Franco. Sì, sappiamo. Una vita davanti agli occhi di Franco Vedovato, che questa azienda l'ha creata nel 1978. Allagata la ditta, allagata anche la casa. Il panorama è desolante, l'argine ancora rotto, l'acqua dalle 3:20 di stanotte non ha mai smesso di entrare, trasformando la Regolenale in un lago. Molti parenti accorsi per aiutare, da stanotte qui non si fa altro che spazzare acqua e fango. Gli strumenti del mestiere sono diventati le scope, tutti indossano gli stivali, sono in azione le pompe. Signora, un disastro, lei prima aveva le lacrime agli occhi. Una catastrofe inimmaginabile. Se vuole andare dentro a vedere, l'acqua è venuta con una forza che non ci siamo neanche resi conto. Dicono abbia rotto alle 3. E mia mamma si è accorta perché il cagnolino piangeva, si lamentava, ha chiamato i vigili, è scesa dalle scale e ha trovato la casa allagata. Primo passo: liberare case e aziende dall'acqua, poi si penserà alla conta dei danni.